Bentrovati tutti voi telespettatori di Antenna 3 e buon 1° maggio con questa edizione del Veneto, e partiamo proprio dalla festa dei lavoratori con l'analisi di CGIL, CISL e UIL che oggi sono a Monfalcone per un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. Quali sono i temi principali del 1° maggio per i sindacati? Sentiamoli. Dopo un 25 aprile di contestazione e rivendicazione dei diritti costituzionalmente sanciti, la memoria torna ad essere il nodo centrale su cui si basa anche la manifestazione del 1° maggio. CGIL, CISL e UIL insieme a Monfalcone per un'Europa di pace, lavoro e giustizia sociale. Sono i diritti che abbiamo costruito in 70 anni di contrattazione, perché se oggi i lavoratori italiani hanno dei diritti, sono stati costruiti grazie al conflitto, alla lotta e alla contrattazione, perché conflitto e lotta portano a costringere le controparti a sedersi ai tavoli e a ottenere risultati. Noi siamo convinti che il buon lavoro e una giustizia sociale determini anche una giusta integrazione, e solo il lavoro potrà creare una giusta integrazione, e quindi noi oggi siamo a supporto di questa realtà che riteniamo importante e possa essere da stimolo per tutto il Paese. La sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, ma anche il tema della precarietà, come il tema della giusta retribuzione. Come CGIL di Treviso siamo presenti a Monfalcone in diverse centinaia di lavoratori e pensionati per sostenere ancora una volta in una piazza unitaria con CGIL, CISL e UIL il tema del lavoro dignitoso, il tema del lavoro stabile, il tema del lavoro ben retribuito e soprattutto sicuro. Un 1° maggio, quello del 2024, dove salute e dignità delle persone sono poste al centro. Dal basta alle morti sul lavoro alla regolarizzazione dei contratti precari che rendono difficile, soprattutto per i giovani, immaginare il proprio futuro anche nella provincia di Treviso. Risorse per la formazione, per le competenze dei lavoratori in un mondo che cambia rapidamente, e soprattutto, come dicevo prima, la questione salariale. La questione salariale si combatte non con una norma di legge che fissa un minimo, perché sarebbe schiacciare verso il basso purtroppo i diritti di tutti, ma attraverso l'applicazione puntuale dei contratti collettivi di riferimento che devono essere rinnovati alla scadenza, perché quando i contratti collettivi non si rinnovano alla scadenza, chi ci guadagna sono le controparti e le aziende. Il 1° maggio non è una ricorrenza liturgica, ma è un ribadire ancora oggi il fatto che il mondo del lavoro è il mondo del motore del Paese, e che deve essere non celebrato, ma deve essere ancora una volta tutelato e rinnovato ogni giorno. Allora andiamo nel focus della situazione del lavoro in una provincia in particolare, quella di Vicenza. Ne abbiamo parlato con Mariano Rigotto, presidente di Confimi Vicenza. Produzione, industria, lavoro. Tutto è legato dal filo dell'economia. Nel Vicentino, patria dell'export, la situazione geopolitica è determinante e oggi è quanto mai complicata. Abbiamo un 35% di aziende che dichiarano una sostanziale diminuzione del lavoro, un 20% di stabilità, un 15% però che in provincia dichiara anche di avere una crescita nonostante tutto. Nonostante il costo del lavoro, nonostante la continua inflazione che ha causato una frenata sempre più forte. Eppure il 15% di aziende nel Vicentino dichiara una crescita di fatturato che poi si traduce in ricerca di personale nel secondo trimestre dell'anno. Proprio da questi dati abbiamo che nel secondo trimestre nella provincia di Vicenza sono previste circa 19.500 nuove assunzioni. Di questo numero il 50% è sull'industria, e di questa 50% il 65% sono richiesti figure specializzate. Nella provincia di Vicenza sono previste quasi 20.000 assunzioni e sono circa 6.500 le figure specializzate che si cercano sul mercato del lavoro. Da quello che rileviamo dalle imprese, su 100
richieste, solo 53 riescono ad andare ad obiettivo nella ricerca del personale, quindi la difficoltà di trovare persone adatte al tipo di richiesta è sempre più difficile. C'è difficoltà a trovare personale specializzato. Appindustria Confimi prevede che questo problema ci sarà per almeno 20 anni. Abbiamo un dato fornito da Camera di Commercio, un'indagine dello scorso anno, che ci dà dal 2022 al 2027 ingressi e uscite, perderemo 11.000 posti di lavoro. Se aggiungiamo a questo il problema della denatalità, il problema è enorme per i prossimi 20 anni. Per risolvere il problema della denatalità, Appindustria Confimi punta a professionalizzare anche i richiedenti asilo. 2 i corsi sperimentali al via, ognuno per 12 persone. Il primo di assemblaggio, il secondo per la saldatura. 2 tipi di specializzazioni particolarmente richieste dalle aziende vicentine. Sono circa 100 ore di percorso formativo che poi si tramuteranno in stage nelle nostre aziende per poi essere assunti nelle nostre aziende associate. E poi c'è un altro problema strettamente correlato, cioè l'aumento dei casi di sovraindebitamento delle famiglie in Veneto e in Italia. L'indebitamento delle famiglie italiane verso banche finanziarie, stando ai dati di Banca Italia, nel 2023 è cresciuto del 4,6% rispetto all'anno precedente. Nel nostro paese si calcola un sovraindebitamento del 15%, dato che può essere calato anche nella realtà veneta. Ma cosa si intende per sovraindebitamento? Non posso più, con quello che ho, con quello che guadagno, con quello che posso mettere a disposizione, pagare i debiti che ho. Gianmario Bertollo, insieme alla moglie Maria Sole Pavan, ha fondato l'associazione Liberi dal Debito con l'obiettivo di aiutare cittadini ed imprenditori ad uscire dall'incubo dell'indebitamento. 211 ad oggi le famiglie aiutate dalla loro organizzazione Legge3.it, ma sono 1500 le pratiche in lavorazione. Che è brutto definire le pratiche, perché stiamo parlando della vita delle persone. No, neanche di storia, proprio della vita, delle famiglie. Sono storie di difficoltà per malattie familiari, per lutti di famiglia, per perdite del lavoro perché l'azienda in cui lavoravo è chiusa, per perdite del lavoro perché è arrivata una pandemia e ci ha fatto chiudere tutti. Il percorso che porta a chiedere aiuto spesso è molto lungo e difficile da intraprendere. Intanto non è facile arrivare a dire ho i debiti. Ho un problema di debiti e quindi ho bisogno di aiuto. Subentra sempre quella che è la vergogna. Si arriva a chiedere aiuto quando non ci sono più vie d'uscita, spesso quando si è anche tentato di porre fine alla propria vita. A volte però è troppo tardi. Un nostro collaboratore aveva appuntamento con un cliente e la mattina stessa il padre chiama e dice mi scuso ma del poco preavviso ma mio figlio non potrà venire in appuntamento oggi. Non c'è nessun problema, lo rifissiamo. No, non potrà venire mai più. Scusa, mi commuovo ma... In Italia, tra gli ultimi paesi in Europa ad aver adottato un provvedimento simile, dal 2012 esiste la legge 3 che interviene proprio in aiuto dei casi di sovraindebitamento. È una legge che dà le possibilità alle persone sovraindebitate di avere una seconda vita. È quella legge che è stata soprannominata in Italia la salva suicidi. È indicativo. È indicativo anche del nostro modo di vedere questa situazione di sovraindebitamento. In Spagna si chiama seconda opportunità. Adesso cambiamo argomento, parliamo di questa primavera anomala. Il tempo non aiuta neanche in questo primo maggio, ma è un primo maggio nel quale comunque si cerca di non pensare ai problemi cercando qualche uscita festiva. È però una primavera anomala con cambiamenti climatici che diventano, lo sappiamo, sempre più evidenti. Da qui l'importanza di darsi nuove regole per vivere, ad esempio, una delle mete preferite, la montagna, perché non diventi pericolosa come purtroppo abbiamo già visto troppe volte. La montagna non tradisce perché la montagna è un ambiente inerte. Noi dobbiamo riuscire, soprattutto negli ultimi anni con i cambiamenti climatici, essere in grado di interpretarla
in modo differente rispetto a quello che avevamo. La montagna è cambiata. Le prime sentinelle della montagna sono loro, gli uomini e le donne del CAI, Club Alpino Italiano. A parlare per loro è il presidente del Veneto. Diversi sono i tempi e i modi, ma anche la fruibilità della montagna, ci racconta. Più persone affrontano la montagna. Un cambiamento di cui serve essere consapevoli e che va interpretato. Se in pianura le temperature sono aumentate di 1,5 gradi, in montagna si arriva fino a 4 gradi in più. Il cambiamento climatico ha trasformato gli ambienti e la stessa neve. Sicuramente dovremmo studiarlo, dovremmo confrontarci tra soccorso alpino, guide alpine, istruttori dell'alpinismo, tutte quante le persone che provano volontà, per darci una regolamentazione differente rispetto alla precedente che debba tenere conto, fare in modo che si tenga conto anche di questi cambiamenti climatici. Se non faremo questo potremmo includere sicuramente su un fatto estremamente pesante, che è quello che la natura con le sue regole, che noi poco conosciamo, ci mette in difficoltà. Impossibile non tornare con la mente alla tragedia della Marmolada che il 3 luglio del 2022 ha causato la morte di 11 persone. Mettendo insieme tutte quante le competenze, le risorse e andandosi a parlare di questo fatto fra persone esperte, riusciamo a farne fronte. La sanità adesso, parliamo dei disturbi alimentari in Veneto. Tra i centri che si occupano di questo problema, quello della Marca è una realtà di eccellenza, un lavoro costante che aiuta ogni anno 500 famiglie, perché il problema è molto molto serio. E se consideriamo che nel mondo circa 55 milioni di persone sono affette dai disturbi alimentari, anche nel nostro territorio la quantità di utenza che chiede un intervento da parte nostra è molto elevata, perché parliamo circa di un 500 cartelle, un 360 circa prime visite in questo ultimo anno. Praticamente si tratta di quasi 2 accessi al giorno. A chiamare il centro provinciale per i disturbi alimentari dell'ULSS 2 sono persone in difficoltà, famiglie, a volte anche amici, compagni di scuola, insegnanti. Numeri che hanno visto un'importante impennata anche a causa della pandemia e che ora si stanno stabilizzando, ma che raccontano di una sostanziale malessere che tantissimi adolescenti, 9 casi su 10 sono ragazze, stanno vivendo. Sono persone che hanno una fatica nel valutare loro stessi e spostano la valutazione del proprio sé al peso e al corpo, quindi danno un'importanza a questi aspetti della vita come se fossero appunto l'unico elemento indispensabile per capire quanto posso valere come persona. Sui social molte immagini e video rimandano al corpo ed è probabile che i ragazzi e le ragazze ricevano dei commenti anche negativi legati al loro corpo o dei suggerimenti su come migliorarlo e sviluppino nel tempo un'insoddisfazione corporea che poi diventa un nucleo importante rispetto al disturbo dell'alimentazione. Diventa importante allora intercettare i primi segnali. E dei comportamenti legati al rituale del pasto. Di solito le famiglie sono abituate a mangiare assieme, quindi l'alzarsi prima da tavola, il dire di aver mangiato in momenti diversi da quelli del resto della famiglia, lo spezzettare il cibo in piccole parti, il bere molto durante il pasto, il masticare esageratamente il pasto per prolungarlo. Il centro, che copre tutto il territorio provinciale, lavora con un'equipe di professionisti, risponde al numero 0422 322 961 e sono proprio le psicologhe e psicoterapeute del centro a sottolineare come per bisogni specifici serva un supporto altrettanto specializzato. Altrimenti il rischio è a volte che si possano anche aggravare le situazioni, quindi se una persona si rivolge ad un terapeuta, ad uno specialista, noi vediamo spesso situazioni in cui arrivano da noi dopo vari tentativi di percorsi terapeutici. Intanto sul fronte sanità c'è una ricerca dell'Università di Padova che dice che l'aspirina accende le difese contro il cancro del colon retto. L'uso regolare e prolungato dell'aspirina riduce l'incidenza e mortalità del tumore del colon retto, ma solo adesso una ricerca italiana ha scoperto anche che questo accade perché il farmaco attiva la risposta del sistema immunitario contro questa forma di tumore. A dirlo i dati di uno studio coordinato dall'Università di Padova, i cui risultati sono stati pubblicati di recente sulla rivista Cancer. La nuova sfida è adesso individuare le dosi ottimali di aspirina per ottenere la maggiore efficacia. Dovremo pensare a come garantire che l'aspirina raggiunga il tratto colon rettale
letale in dosi adeguate per essere efficace, ha spiegato Marco Scarpa del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, che ha coordinato i 14 gruppi di ricerca grazie al finanziamento della Fondazione AERC per la ricerca sul cancro. A Vicenza adesso, dove i donatori di sangue di Fidas sfileranno la dunata degli alpini, dono e solidarietà si danno dunque la mano. Dono e solidarietà, valori che si prendono per mano e che vedranno i donatori del sangue di Fidas Vicenza e gli alpini sfilare insieme durante la 95esima adunata nazionale. 3 giorni in cui il capoluogo berico sarà protagonista dal 10 al 12 maggio e calamiterà, secondo le stime degli organizzatori, oltre 400.000 presenze in città. E così Fidas aderisce alla chiamata con una trentina di donatori alpini che sfileranno con lo striscione Fidas Ana e poco meno di un centinaio i volontari che si turneranno nelle 3 giornate al gazebo fisso. Un'occasione per portare alla luce dei tanti partecipanti l'importanza della donazione di sangue, un richiamo alla solidarietà e all'attenzione ai bisogni del prossimo che Fidas rivolge in modo particolare ai giovani. Saremo presenti anche noi, come potevamo non mancare, d'altronde la promozione al dono del sangue vuole essere fatta anche attraverso questi canali. Saremo presenti sia come gazebo, quindi fuori, per cercare di portare la voce del dono attraverso i volontari, più di 100 volontari che si sono resi disponibili per partecipare a questa 3 giorni meravigliosa. Saremo presenti anche alla sfilata con i nostri donatori alpini. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo con il telegiornale del Veneto, andiamo a Padova, dove dal 2017 la diocesi ha avviato l'Ordo Virginum, la più antica forma femminile di vita consacrata. Ebbene, alle 8 donne già presenti si è unita una giovane manager, Erika Franzon, ordinata in cattedrale lo scorso 21 aprile. Vestita di bianco, lume in mano, è il Duomo di Padova ad accogliere la consacrazione a Dio nell'Ordo Virginum di Erika Franzon. 36 anni, 2 lauree alle spalle, manager di un'industria metalmeccanica. Erika è originaria di Centrale di Zugliano e residente a Zanè, la zona dell'Alto Vicentino nella diocesi di Padova. Nel 2018, a 30 anni, ha avviato un cammino vocazionale accompagnata dal vescovo che l'ha portata alla consacrazione nello speciale ordine avviato nella diocesi 7 anni fa, nel 2017, che adesso conta 9 donne. Stesa sull'altare, Erika Franzon ha espresso nelle mani del vescovo di Padova, Claudio Cipolla, il proposito di vivere per tutta la vita la verginità a servizio di Dio e della Chiesa, rimanendo in un contesto ordinario di vita tra la gente in cui si manterrà con il proprio lavoro. Torniamo nel Vicentino adesso, dove gli ospiti di una casa di riposo, la casa di riposo di San Giuseppe di Orgiano, sono diventati attori per un giorno. Vediamo. Anche la regina Elisabetta va via da corona, ma non la semia morta a fare il virus. Mamma mia, la sei proprio una roba seria. Altro che seria. Inoltre qua in casa di riposo non avevo mascherine, guanti, disinfettanti, tamponi, niente di niente. A distanza di oltre 4 anni dai primi casi di coronavirus registrati in Italia, gli ospiti della casa di riposo San Giuseppe di Orgiano hanno voluto ricordare quei momenti drammatici che tanto li hanno spaventati in quel terribile periodo. Da bersagli preferiti dal virus mortale, oggi sono loro i soggetti fragili a bersagliarlo di frasi ironiche, tentando di esorcizzare quei momenti con un'opera autoprodotta in sede. Tutto colpa del coronavirus. Gli ospiti diventano attori per un giorno in una commedia messa in scena grazie ad una regista volontaria e dedicata a se stessi. Coronavirus! Sbarrate le porte! Tutti in quarantena! La prima domanda, come da protocollo. Sì, tu incinta? Ma dai, dottore, dello Spirito Santo forse? 3 robe. Mettere la mascherina,
Lavasse le mani con l'acido ialuronico. E l'ultimo, se ti vedi qualcuno che lo va, bisogna girarsi di colpo, così te lo freghi. Partendo da spunti di episodi vissuti, l'opera diventa parodia e apoteosi di fraintendimenti, il tutto espresso in forma dialettale veneta, la più efficace e diretta, un intricato gioco degli equivoci preso a prestito dalla commedia dell'arte. Ma no, cosa avete capito? Negativo vuol dire che non c'è il coronavirus. Non te lo vecchia pa, Cecilia! Peccatori, pentitevi dei vostri peccati. Guarda che bellezza, stai in sta casa di riposo. Qua siamo tutti pentiti e siamo tutti salvi. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, buon 1° maggio ancora a tutti, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. La perturbazione è ancora in transito sul nostro territorio, tempo instabile, giovedì 2 maggio. Sul Veneto nel dettaglio la giornata sarà caratterizzata da nubi e piogge diffuse, come ci mostra la grafica, localmente potranno essere anche intense. Temperature in calo anche sensibile, minime tra 10 e 11 gradi, massime sui 14-18 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso cielo da nuvoloso a coperto, con piogge da moderate ad abbondanti, più continue e frequenti tuttavia sulle prealpi. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità. Sarà anche qui molto nuvoloso, con precipitazioni moderate e diffuse. Temperature minime sui 10-11 gradi, massime intorno ai 17-18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.